Siamo a Racarmoto nel paese di Leonardo Sciascia. Dopo il primo servizio che fecimo per l'abbattimento architettonico e per i diversamente abili, ne contattarono e ne contattani esattamente il direttore di Regal Petra Libera Racarmoto, Sergio Scimè, che ne fece notare alcune disfunzioni che ci sono a Racarmoto per l'appunto. Per esempio c'era un corso principale che non aveva nessun scivolo e quindi magari qualche disabile se volesse fare una fotografia con Nardo Sciascia non se la può fare. Mo chiamo di Sergio Scimè. Sergio, casi ma Racarmoto, com'è la cosa che cane praticamente non ci sono scivoli per poter fare camminare le disabili nelle marciapiedi, magari uno si volesse raccattare che sa, un caffè oppure una miroglia oppure farsi una fotografia con Nardo Sciascia, non se la può fare in buona sostanza. Allora, a parlare in siciliano? Sì, sì. Tu non è chiaro, io ho parlato racarmotese, perché siciliano, racarmotese è una cosa, lo siciliano è un'altra cosa. Chi sta sciata, chi si marciapiede, un anno sta, aveva una quindicina d'anni e non pensavo di fare le scivole per i portatori di handicap o anche per la femmina cavolo passeggino. Se tu vedi, manco un scivolo c'è, di una punta di una piazza arrivare all'altra punta. Ci sono sempre scalone e scalone scende cose, che quando piove li picchiareddi cadono. Ora ti a fare vedere di presenza com'è la cosa, non c'è manco un scivolo. Ammonine che c'è in carrozza e vediamo com'è la... Sì, sì. La compagnia che ti ammutto io che conosco le sciate. Sì, accompagnami tu. Ammonine. Una trama mi compare in Nardo. Chi sono corso Garibaldi, vedi? Che passava Nardo Sciascia. A Caporto, Sergio, a Caporto. Aspetta, andiamo magari chiamando, dice, a camera la zotta a foto, Poleto. non si può. Io non è Nardo. No. Aspetta, chiamiamo Cananato, vuoi? Poleto, Sergio, Dugno la foncia te reco. E pigliamo l'angelato magari, ma mi sono lasciata e mi a finire però di qua. Ma stare attento che i cristiani non a scansare. Perché ci sono i cristiani, dai? E qua ci sono le macchine, ci sono tante cose. Sergio, a casa del mio cane, accompagnami qua, fammi trasferire alla banca che hai di scacciarmi una sedia. Sì, a me cariamo a banca, sì, trasiamo del capo. Sì, trasiamo. No, che c'è lo scalone. Ma non me ne accorgo io che c'era. Insomma, caro, qua veramente stigna lo stomaco. Dai, saltano le macchine. Ma almeno al municipio c'è Andiamo nei commissari e ci diciamo se c'è uscito. c'è un ascensore, una cosa, c'è. Commissari e vediamo se c'è, se si può chiamare. C'è ufficio l'ascensore, se funziona. Le cose la tante sta facendo. Poletto. Sergio, Ah buono? senza respiro non stai. Più piccolo sto. Vabbè non mi sente. Ecco. Ho teatro. Sì, ammonica me ne vai allo teatro. Attenzione che c'è la ma morgo te dico. Ma morgo te dico, tutte le scarpe ma morgo. Tutte cose non morgamo. Tutte scassate sono state, tutte scassate. Mo, qua c'è lo famoso teatro, o teatro Regina Margherita, mo che ci voglio aiutare magari, va? Ma con il teatro posso trasere? Ma con il teatro posso trasere? Ma dove che c'è una zotta, vedere? Manco nel teatro, manco nel botteghino. Praticamente a Racarmoto un disabile se volesse a tagliarsi uno spettacolo o se volesse fare un biglietto, se volesse accattare lo pane, se volesse accattare qualche cosa, non può essere. Volesse rappare una bolletta alla posta, non può essere manco. Allora, qua ci sono scalonati, vediamo se per un municipio non ci posso trasere manco. Manco possiamo trasere. Te ne addono non possiamo trasere, vediamo.
Che ci sono scalone a neghe? Praticamente non posso fare niente. Manca il comune potremmo trarsi. Non potremmo trarsi, ne manca il comune. Però una cosa la mattina, c'è giù. Che dici adesso? Dopo fermiamone qua. Dopo tutto questo giro che mi facessi fare delle sante sapurche, posso dire che Racalmuto non è un paese della ragione, è un paese della scalona. Scusami. E il presidente ci ha scavato da un monte, nell'anno ci non se ne possono fare, fino alle cavate che hanno una scalona nell'anno. Vedi la scalonata, vediamo. Non andare a levare lo sceglione, se non siamo un paese delle scalone. Delle scalone. Vedi la Madonna non va a aiutare. Quello la Madonna ci va a aiutare. Non va a aiutare, perché abbiamo bisogno dell'aiuto suo, perché noi ci pensiamo per le bisognose, che sono in capo alla sedia a rotella, per le carrozze, che sono le passeggine, noi ci pensiamo per niente. Arresto. No, allora potremmo concludere un servizio dicendo castigliare lo stomaco. E come si sdigna? Ma speriamo in un futuro che le cose possono cambiare. Io ringrazio a Sergio Cimè di Regal Petra Libera Racalmuto e ne vediamo nelle prossime occasioni, Sergio. Sì, arresto, grazie a te.